Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Che giorno è? L'ultimo giorno della settimana lavorativa e questo è che giorno è. Poi arriva naturalmente oltre la pagina, è una versione un po' più, diciamo, breve, mezz'ora in meno, comunque 2 ore ve le sorbite tutte. E intanto l'applauso, dai, lo facciamo gli applausi, ma sì che bisogna farli. Perché se non ce li facciamo noi, chi ce li fa? Allora, faccio subito la scaletta, i convenevoli formulaici li faccio dopo. Avremo per qui Parlamento un tema assolutamente, come dire, onnipresente da tanti anni nelle tematiche, nelle argomentazioni politiche della Lega, l'immigrazione, il decreto flussi. Avremo Simona Bordonali al telefono e ci spiegherà come si sta organizzando, si sta rivedendo una materia che prima di tutto ha visto la mancanza di norme, di regole. La legge Bossi-Fini nel 2001 è stata completamente disattesa, è stata smantellata dalla Corte Costituzionale con, devo dire, stupore. Perché stupore? L'ho detto altre volte, lo ripeto magari. Bossi prese la legge Turco-Napolitano, la ricopiò tale quale, cambiando 2 punti. Uno, l'immigrazione doveva essere collegata al lavoro e i ricongiungimenti non arrivavano più all'8ª generazione, perché lì altrimenti non potevi più. Lo aveva fatto non per pigrizia, lo aveva fatto proprio per evitare le trappole che poi sono scattate lo stesso, perché questo è un paese dove le regole si applicano in modo arbitrario. È un paese strano. Se non ci si dovesse vivere, credo che l'Italia sia un palcoscenico favoloso. Tu guardi l'Italia, c'è uno scorrere di cose che non hanno senso. Un amico mi raccontava, lui non era un pezzo grosso, ma si trovava a tavola con pezzi grossi giapponesi anni fa, e i giapponesi gli hanno detto, parlavano in inglese, il mio amico non parlava giapponese, gli hanno detto: non è sorprendente quello che succede da voi, è sorprendente che siete ancora in piedi, che funzionate ancora, perché con tutto quello che succede in termini logici non dovreste funzionare come Stato, come paese, e invece funziona. Però poi si pagano, si vedono le conseguenze. Il corvetto ne parlano tutti, però c'è una situazione di disagio, in primis per gli immigrati. Guardate su Mauro, la cooperativa della suocera che li teneva tra le pantegane e la miseria sfruttandoli. Era così più o meno, no? Abbiamo visto tutte le immagini in televisione. Perché? Perché se non ci sono delle norme, delle regole che permettono di controllare il corretto funzionamento delle cose, ci sono i deboli. I deboli sono gli immigrati e i deboli sono coloro che poi diventeranno loro vittime quando costoro, abbandonati se stessi, non avranno altra scelta che diventare manovalanza del crimine. Questo cioè, se anche
chiunque di noi, se si trova senza possibilità, senza scelta, credo prenda in considerazione le ipotesi criminali. No, ci sono persone che non sarebbero capaci, morirebbero di fame pur di non commettere un crimine. Io penso che molti invece, non lo so, io stesso non so come reagire. E la Lega ha messo le mani su questo, ci sono le quote, ci sono 151.000 quote di ingresso e sono collegate al lavoro, 61.000 sono per lavoro non stagionale, assistenza familiare, 700 per lavoro autonomo, 89.000 per lavoro subordinato stagionale. Sono piovute le accuse di razzismo immancabili, ma questo diciamo è un passo avanti per avere un miglior funzionamento della cosa pubblica. E si parla anche in questo decreto, è previsto anche la definizione dei paesi sicuri. Dice Bordonari, noi ci siamo adeguati alle richieste della Corte di Giustizia europea, però i giudici italiani disapplicano questa norma. Parleremo, ci dirà tutto lei. Personalmente credo che sia anche un salto di qualità della Lega, perché 15 anni fa, ai tempi quando nacque nel 2011, mai più senza, le quote erano proibite, cioè in Lega non si poteva parlare di quote, di flussi, quote flussi, c'era un no, un niet, un no. Credo che adesso sia una prova di maturità, sia un andare incontro anche alle esigenze che ha la società. Infatti si prevedono tanti lavoratori per assistenza domiciliare, e questo significa che proprio a questo punto Pellegrini, tu non sei l'avvocato di nessuno, però a questo punto credo che sinceramente le accuse di razzismo non trovo appigli per queste accuse. Andiamo avanti, poi parola di scrittore, come ogni settimana, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Avremo Gino Marchitelli con Lo sguardo della chimera, un'indagine del commissario Lorenzi. È l'ottavo libro con il commissario Lorenzi, che sta avendo quindi un successo che possiamo definire seriale. Adesso andiamo invece ai convenevoli formulaici che rappresentano la serialità del che giorno è, non ho detto mai più senza. Allora, noi siamo in simultanea con voi siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 13:17. Alle manca solo chi sia è anche venerdì 13:17, insieme a Lorenzo il Magnifico, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, nonostante qualche malanno stagionale, ma ha gettato come Enrico Totti la stampella addosso alla malattia, ed è lì. Poi sapete cos'è in realtà? Che quel ragazzo lì è juventino, e come tutti sanno gli juventini sono mala erba, l'erba cattiva non muore mai, si sa, e lui è così. Va bene, siamo sospesi entrambi a 137,7 metri sopra il livello del mare, e le temperature, secondo una certa corrente, secondo la maggioranza, internamente sono 23,4 gradi centigradi sopra lo zero. Invece attestato tecnico 12,6 esterna, 76% l'umidità, pressione pari a 1026,7 millibar. L'abbraccio come sempre forte. Oggi comincio dalla signora Adriana Angela, poi proseguo con la signora Clotilde, la signora Carmela, che ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è diventata una radiovisione ormai da anni, e chi si abbona a Radio Libertà ormai da anni campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Potete continuare a seguirci naturalmente grazie all'applicazione iOS o Android per i vostri telefonini. È un'applicazione fantastica che vi permette di seguirci ovunque. La Radio DAB ovviamente, che ormai è assolutamente universale, il sito radiolibertà.net, poi il profilo Facebook è molto importante, dove il sottoscritto pubblica per le donne e gli uomini di buona volontà, mette a disposizione loro
la presentazione delle interviste, così potete capire, insomma, sono esplicative, sono scritte direi molto bene, da detto stampa qual sono, da bravo detto stampa qual sono, e mi sento, soprattutto sono chiare, cioè avrete chiaro su carta stampata, carta canta, villandorme, quello che verrà trattato nell'intervista oltre la pagina, quindi potete anche scegliere se vi interessa o meno. Poi ci sono i miei 82 ascoltatori, sentite 82, robe da matti, quelli mi seguono a prescindere e sono i benvenuti. Vi voglio bene, come dicono quelli bravi. Andiamo avanti adesso. C'è anche Twitch, il social dell'ultima generazione, e poi si va e viene un po' un ping pong, uno yo-yo. Tu sai cos'è lo yo-yo, Lorenzo? Quando eravamo ragazzi c'erano i primi yo-yo, li regalavano anche i primi. Io ne avevo uno grande così. Ciao, ostia, che brutta, ostia, non si dice in radio. Guarda che brutta immagine. No, è rotondo, aveva un diametro di credo 25-30 centimetri, quindi bello grande, trovato nei formaggini. Regalavano all'epoca, con i formaggini ti regalavano, c'erano dei gadget, e c'erano, mi ricordo. Poi c'erano, che poi non so se fosse una leggenda metropolitana, c'erano le click clack, c'erano quelle palline che tu tenevi, erano 2 palline di plastica piena, dura, legate a forate, legate a uno spago, legate a un anello, e tu dovevi farle cliccare, dovevi fare tic-toc, tic-toc, tic-toc. Quella volta da bambino sentì questa che, ripeto, non so se fosse una leggenda metropolitana, siccome schizzando via avevano ucciso delle persone colpendolo alle tempie, le avevano proibite. Francamente, guarda, non ho più avuto modo di controllare la veridicità di questa notizia. Comunque, sullo yo-yo sono arrivato, perché su YouTube, lo sapete, certe volte bloccano la radio, poi la radio si sblocca, poi la bloccano di nuovo, ma come avrete capito, le piattaforme dalle quali ascoltarci non vi mancano. Andiamo avanti adesso con esauriti ed esauditi come convenevoli formulaici, e andiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. E iniziamo con un grande musicista aerobico, Gaetano. Gaetano pensi subito al sud, invece Gaetano Donizetti. Ci sono anche, se vai a Bergamo, mi sembra di ricordare un caffè Donizetti. Bergamaschi, noi adesso lo sapete che per questa versione XL di Che giorno è teniamo le linee aperte e leggiamo anche i WhatsApp, quindi 02 92 94 7222. Quindi io mi ricordo qualche anno fa, sono Bergamo de Hura, no de 8, de Hura. Mi ricordo il caffè Donizetti, non vorrei che fosse una mia fata morgana. Quello che mi ricordo benissimo è che Bergamo è bellissima, e questo complimenti. E tra l'altro io sapevo che era, perché l'avevo vista ancora precedentemente, sapevo che era una gran bella città, poi mi riportavano, e devo dire che alla fine ha funzionato il passaparola, comunque ha funzionato il buon gusto, perché l'ultima volta che ci sono stato era pieno di turisti, che non mi risultava, però sempre lì, non parlo di casa mia, non era considerata città meta turistica Bergamo, evidentemente, forse qualcuno mi dirà anche grazie all'Atalanta, magari, pourquoi pas, sicuramente gli ultimi anni di grande successo degli uomini guidati dal bravo Giampiero Gasperini, che allenava le giovanili della Juventus. Tu non lo sai, Lorenzo, forse lo sai, il papà di Giampiero Gasperini è più juventino marcio di te. Juventino marcio si dice marzo in dialetto. E sai cosa fa? La prima, così lessi anni fa, il primo risultato che chiede non è quello della squadra allenata dal figlio, ma quello della Juventus. È giusto, no? Ovviamente. Sì, beh, credo di sì, infatti io credo che se l'avesse chiamato la Juventus l'ha chiamato il Napoli, ha cincischiato, tentennato, perché se l'avesse chiamato la Juve secondo me sarebbe andato, infatti non so come mai l'Atalanta, quando magari dà
4-5 gol al Liverpool in casa propria, cos'è l'Anfield Road, lo stadio di Liverpool, poi gioca con la Juve 0-0 stitico, striminzito. Chissà come mai non vedo mai un'Atalanta animata dal sacro fuoco della competizione sportiva quando gioca con la Juventus. No, scherzo, ci sono state delle partite, una me la ricordo pareggiata perché avete avete un pochino, c'era dei falli, però devo dire invece, però vedi la finale di Coppa Italia, bruttissima partita. Allora c'è una telefonata. Allora i genetriaci sono dell'8° giorno di Frimaio, che è mese del calendario repubblicano, che per tutti invece è un venerdì, Veners 29 di novembre, anno domini 2024. Il massacro di Sand Creek, De André dedicò una canzone a questo, una sua composizione a questo orribile massacro condotto dal colonnello John Chivington. 150 Cheyenne Arapaho era un accampamento di nativi americani assolutamente pacifici, furono uccisi tantissime donne e tantissimi bambini. Cioè, la cancel culture walk io non voglio saperne, però non è che adesso può passare l'idea che siccome l'Occidente ha portato la democrazia, ha portato la democrazia, ma non solo, insomma, cioè, cosa diceva quello? È vero che poi lo hanno crocifisso, ma diceva chi è senza peccato scagli la prima pietra, una frase di una saggezza sterminata. Difatti, avete capito di chi sto parlando? Chi sta parlando adesso invece? La parola chi ce l'ha? Pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Io cambio argomento e voglio parlare di un film stavolta, se non le dispiace. Benvenuto sempre Allora, al cinema, Io amo il cinema. Signor Pellegrini, allora, secondo me, se Natale fosse un film, sarebbe questo. Si chiama La vita è meravigliosa e ogni anno, il 24 dicembre, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, almeno una rete TV mi sembra che lo trasmettono. È un rito ormai tanto quanto l'albero e i regali. Tutta la vicenda, signor Pellegrini, si svolge appunto il 24 dicembre in una cittadina su una chiosa della provincia americana, qualcuno l'ha già vista, e ha per protagonista, interpretato dal grande, mi sembra James Stewart, George Bale. E poi voglio terminare, in un mondo dove va di moda il cattivismo, come se essere cattivi, signor Pellegrini, fosse una cosa di cui vantarsi ed essere buoni una di cui vergognarsi, io preferisco la lezione di George Bale. Cerchiamo di essere tutti i più buonisti questo Natale. Tutto qua, io saluto e buona giornata. Buoni o buonisti, o entrambi? Tutto sommato sto dalla parte della signora Lisetta, perché io penso sempre di giocare nella squadra dei buoni. Può darsi che sia presunzione, non lo so. Io, per quanto mi riguarda, penso di stare dalla parte dei buoni, e quindi però devi stare sempre attento, perché poi parlo per me, perché poi rischi di diventare paranoico. Se io sono buono gli altri sono cattivi, non è vero. Ci sono sfumature, però mi sembra comunque che, credo, io ogni tanto sono critico con quelli che sono state quelli che sono stati lacciuoli della cultura cattolica nella società civile italiana, però anche grazie, immagino, all'eredità della cultura cattolica, per esempio in fatto di aiuti, di carità, eccetera, c'è più bontà di quel che si pensi in giro, e probabilmente se smettessimo di considerare di moda fare i cattivi, magari emergerebbe di più, perché quello è vero. Essere cattivi posso usare un termine un po' fa figo, essere buoni invece non è così. La bontà è dei forti. Allora, non so mica se sono buono io. Andiamo avanti. Allora, dicevo, il massacro di Sand Creek,
ci fu anche un processo a Chevington, so che ci fu anche, se non ricordo male, l'opinione pubblica che venne molto colpita. Nel 1872 invece, guerre indiane, inizia la guerra Modoc con la battaglia di Lost River. Allora, dicevo, genetriaco di Gaetano Donizetti, voglio amore che senza questi soggetti che senza questo, voglio amore anche violento, anche l'amor violento, perché senza questo i soggetti sono freddi. Allora, e oggi vi terremo compagnia proprio ti ho scritto un po' di arie non so se si dice arie, penso di sì comunque, di Gaetano Donizetti. Poi 13:31 mi fermo, scusate tutti, intervallo, tra poco riprendiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, Lorenzo, una domanda personale ma pubblica. Oggi c'è uno sciopero generale. Tu usi i mezzi. Come sei riuscito a arrivare a raggiungere la tua meta, il tuo luogo di lavoro? Allora, oggi l'unica metro che era chiusa completamente era la M3, che è l'unica che mi serviva per arrivare qua, quindi ho preso la metro La Verde fino alla stazione centrale e poi ho cercato una macchina a noleggio, per mezz'ora l'ho cercata e alla fine l'ho trovata e sono arrivato qua. Ve l'ho detto, sveglio e in gamba e sveglio. Allora, però dai, la facciamo un po' di propaganda. Chi sciopera? Cioè, Lorenzo è un ragazzo giovane che lavora. E non è che lavori, certo, a lui piace il suo lavoro, lo si vede, eccetera, è un bravissimo ragazzo, eccetera. Ma alla sua età, se potesse, probabilmente farebbe altro anche. Ci sono cose, alla sua età ci sono tante cose piacevoli. Sì, c'è quella roba là più di tutte, ma ce ne sono altre ancora piacevoli. Allora, quelli che organizzano questi scioperi rendono la vita molto difficile alle persone che, diciamo, sono le persone che lavorano, le persone come loro. Ma evidentemente loro non li considerano come loro, perché chi proclama questi scioperi evidentemente se ne infischia dei lavoratori. Perché non è che Lorenzo è una mosca bianca, quanti qua a Milano ma in giro per l'Italia hanno avuto problemi e hanno dovuto fare i salti mortali per raggiungere il posto di lavoro perché non è che se stai a casa il datore di lavoro ti dica bravo, ah sì ti capisco, colpa dei sindacati, ti toglie un giorno, magari ti devi prendere il giorno di permesso o ti prendi anche la reprimenda. Quindi, signori sindacati, poi lo sapete, ne avevamo anche parlato, gli scioperi nel settore del trasporto pubblico ottengono un risultato opposto a quello che di solito chi proclama uno sciopero nel settore privato vuole ottenere, cioè fa guadagnare il datore di lavoro, perché tenendo fermi i mezzi l'azienda pubblica risparmia sul carburante, i soldi degli abbonamenti li ha già intascati e quindi risparmia sullo stipendio dei dipendenti perché hanno scioperato, quindi è uno sciopero che francamente va nella direzione opposta di quelli che sono invece gli obiettivi proclamati. Carlo Levi, dicevo, scrittore che è stato molto, adesso è passato un po', diciamo, la moda non è il termine giusto, ma se ne parla è meno diciamo citato, ma fino agli anni 70-80 il suo
Cristo si è fermato a Eboli, era molto molto gettonato. Mi ricordo anche, lo si leggeva nelle scuole, c'era ambientato in campagna, se non sbaglio, le situazioni di difficoltà, c'erano delle pagine di una descrizione di un ambiente completamente coperto di mosche, e devo dire che erano scritte in maniera notevole. Poi non l'ho letto a scuola, quei brani che ci facevano leggere, era comunque notevole. Carlo Levi, che però non era napoletano, mi sembra fosse torinese o milanese addirittura. Ernst Happel, siamo nel calcio, Lorenzo, la nostra materia preferita. È stato l'inventore, questo avverbio che usiamo spesso, praticamente, un tuo vecchio direttore, forse non eri ancora nato, Luciano Moggi, praticamente. Comunque Ernst Happel ha inventato, che era austriaco, ha inventato il calcio totale, tant'è che io me lo ricordo che da ragazzo c'era questa distinzione, tutti si ricordavano, tutti citavano l'Ajax, perché c'era Cruyff, che è stato uno dei più grandi giocatori della storia, ma ti spiegavano i giornalisti che se ne intendevano, guardate che il calcio totale l'ha inventato il Feyenoord di Ernst Happel, tant'è che il Feyenoord vinse la Coppa dei Campioni prima dell'Ajax nel 1970, e poi lui, Happel, ecco perché, oh che bello, Ernst Happel sedeva sulla panchina di una squadra tedesca del nord della Germania, una squadra che nel 1983 incorrocciò le scarpe chiodate con un'altra compagine italiana che giocava sotto la Mole, una squadra bianconera che arrivava da Torino, e credo fosse Atene il luogo, la sede di quella finale, credo, la finale di Coppa dei Campioni. Quella squadra si chiamava Amburgo e Felix Magath segnò un gol magico, ed Ernst Happel era l'allenatore di quella squadra che non giocò poi, a dire il vero, una grandissima partita. Arrivò una Juve piuttosto imballata, l'Amburgo, che era una squadra comunque molto forte. Io mi ricordo che voi non avevate ancora vinto, poi purtroppo è arrivata purtroppo per come è arrivata, naturalmente, quella dell'Eisel, e c'era un'aspettativa, perché sembra che il calcio sia diventato solo negli ultimi anni. Nel 1983 proiettavano la partita nei cinema. Sai cosa vuol dire quella volta? Cioè, la partita proiettata nel cinema è una cosa che davvero fuori dal comune. E se noi eravamo andati per tifare tifare per l'Amburgo, non c'erano più biglietti, non si poteva più entrare, era una cosa pazzesca. E poi c'è stata l'apoteosi. Mi ricordo, siamo andati al bar della Piera, che era la sede del covo degli juventini pordenonesi, e abbiamo fatto, sembravamo gli Apache quando circondano la carovana. Abbiamo fatto il giro con le auto, io non guidavo, con amici, era pieno di bandiere. Mi ricordo tante rossonere, tante nerazzurre, ho visto anche bandiere della Roma e ho visto anche un paio di bandiere napoletane. Pensa quanti eravamo, abbiamo fatto, naturalmente il bar era completamente chiuso, avevano chiuso tutto. Pensa che Magath riceve tutt'oggi, l'ultimo aggiornamento ce l'ho un anno o due fa, quindi è probabile che continui, un viticoltore, un comasco comunque, mi sembra di ricordare, anti-juventino più di me, ogni anno nella data di quella finale gli fa arrivare una cassa di champagne. Che meraviglia. Poi restiamo tutto sommato nel calcio, perché abbiamo Candido Cannavò, che è stato direttore della Gazzetta, era direttore in quegli anni lì, credo anche, sì, perché era direttore anche l'anno del mondiale italiano del 1982, quando credo la Gazzetta il 12 luglio e l'11 vinse l'Italia, mi sembra, i mondiali, segnò credo il numero di copie record, numero di copie vendute, mi sembra, non so se fosse il record per la Gazzetta o un record assoluto, la Roseam.
E poi abbiamo un grande, ecco qua, oggi è il momento dei Lariani, non so se tra Como e Lecco, Giancarlo Vitali, che è stato un pittore di grande vaglia, è stato quasi scoperto un po' tardi, poi è diventato incisore su spinta del figlio, e lui ha avuto una fortuna critica perché lo scoprì Giovanni Testori, che praticamente, oggi io ce l'ho con questo avverbio, vide una mostra, un'esposizione di quelle proprio mh, di paese, quasi casualmente, vide i quadri di Vitali, ne rimase fortemente affascinato, lo portò praticamente a Milano. Lo sapete, Testori, scrittore, uomo di teatro, uomo vulcanico, intellettuale, e questo comportò per Vitali una certa, anzi una ottima fama e notorietà. Ho visto i suoi quadri, sinceramente meritata, meritata perché sono lavori di grande interesse. Poi abbiamo, era il volto, per anni è stato il volto del TG1, molto amato per il suo aplomb, per la sua bellissima voce, per la sua compostezza, era proprio, diciamo, quando la Rai meritava il canone, quindi sto parlando di qua, diciamo, più di 30 anni fa, perché poi la Rai comincia a inseguire Mediaset e quindi le cose vanno in un certo modo. Massimo Valentini, volto del TG1, aveva i capelli bianchi, gli occhiali mi sembra fossero dei Ray-Ban, aveva una compostezza, usava sempre il tono giusto, ed era proprio, diciamo, la figura che uno fa entrare in casa all'ora di cena. Massimo Valentini. Poi abbiamo ecco, Mani Pulite, il pool di Mani Pulite. Loro sono stati gli eroi, però quando vedi Gerardo D'Ambrosio che poi si candida col PD, credo alle elezioni del 2006 o 2008, insomma, francamente non è un bel vedere, perché se un magistrato poi abbandona la toga e abbraccia la politica, come i giornalisti, di Gruber e non solo, francamente perdi in credibilità, a mio avviso. Marrazzo era quasi, non dico un eroe, ma aveva quella rubrica storica su Rai 3, una rubrica che non l'aveva creata lui ne fu per anni conduttore, qualcuno se la ricorderà, venivano denunciate truffe, venivano denunciate imbrogli, eccetera, e poi avete visto, è diventato presidente del Lazio col PD, è entrato nel PD, non ne faceva già parte. Vabbè, un politico al quale ho avuto la sorpresa, piacere cosa volete, insomma, di stringere la mano, ma non un politico qualunque, il presidente francese Jacques Chirac, presidente della Repubblica Francese. E ride Lorenzo. Allora, ero per motivi di lavoro, ero a Parigi per la mostra internazionale dell'agricoltura, la fiera internazionale dell'agricoltura, spaventosa. C'erano stand per ogni arrondissement, per ogni département, cioè per ogni regione. Ogni stand era grande, anche tu vieni come me dei paesi, era grande come un paese, spaventoso. Cioè, loro dicevano, e in realtà era fiera francese, col cavolo, non era mondiale, però era spaventosamente grande, c'era di tutto, una cosa inaudita, e c'erano anche innovazioni nel mondo dell'agricoltura. Quella volta si parla molto di GMS, ma la faccio breve. La sera prima avevo visto in televisione, un po' il francese lo capisco, l'agitazione che avevano i coltivatori francesi perché non era stato loro riconosciuto, non era diciamo dei diritti, comunque una cosa sempre alla fine di soldi, e se la prendevano col presidente Chirac, e avevano detto che avrebbero fatto fuoco e fiamme se Chirac non si fosse recato alla fiera dell'agricoltura, perché aveva detto: non so se ci sarò. Il cappello lungo, arriviamo al dunque. Allora io sono
che giro, vedo una specie di era proprio una tenda quasi, un palco, delle luci, e vedo una folla, una ressa incredibile. Mi ricordo anche che c'erano proprio guardie del corpo, quel che gli vedevi proprio la pistola della fodera sotto la giacca, così. Io quando vedo, cioè sinceramente a me quando vedo assembramento di persone scappo via, perché proprio mi sento a disagio e mi allontano. E poi quando penso di essere al sicuro, mi giro e chi mi trovo davanti? Jacques Chirac in persona. Sono rimasto così e lui mi porge la mano. E io vuoi che faccia la figura di far vedere che gli italiani, io tra l'altro che mi sento più francese che italiano, vuoi che faccia la figura di far vedere che gli italiani sono dei maleducati? E gli ho anch'io stretto la mano, e io ho detto Monsieur le Président, e lui mi ha sorriso, mi ha così, ho fatto così e l'ho salutato. Cioè è tutto vero, però ovviamente non è che mi abbia invitato a cena, eccetera. Monsieur le Président, e poi tanti saluti praticamente. Quando un presidente pensa che io cioè se uno mi dicesse vieni che andiamo a stringere la mano al presidente, io no, mi vergogno, quelle robe lì. L'ho fatto una volta sola nel febbraio del 1995 per Bossi, venne a Pordenone, praticamente aveva riempito tutto. Io mi ricordo che non la faccio a mio amico che era segretario della Lega, no, vieni. Allora sono andato a stringergli la mano. Adesso qualcuno magari, adesso è facile dirlo perché quel caso Tajani, gli dissi grazie per aver fatto cadere Berlusconi, perché lui nel dicembre del 94 aveva fatto cadere il governo Berlusconi, del quale la Lega faceva parte. Io stringendogli la mano, grazie per aver fatto saltare, e lui mi ricordo che mi ha guardato con un gesto di assenso. C'era febbraio, si dice in linguaggio così spiccio, un freddo becco, però non lo sentivi durante sono stati anni ruggenti per la Lega, insomma. Diane Ladd, attrice che è anche mamma d'arte, mamma di Laura Dern. Lei ha avuto 3 nomination, 0 Oscar, la figlia invece ne ha avuti 2, ma un Oscar lo ha vinto. Il Teruncello da Benevento è stato non a Battantuono, ma Giorgio Porcaro a inventare il Teruncello milanese. In realtà poi è stata una cosa un po' condivisa, lavoravano, si scambiavano un po' il ruolo. L'ha raccontata a Battantuono, Porcaro non ha mai accusato a Battantuono di avergli scippato il personaggio. Poi abbiamo 16 nomination, 4 Oscar. Joel Coen, che fa parte, insomma, sono i fratelli Coen. Tantissimi film, uno più bello dell'altro. Ne dico 2. Uno che fosse stato il primo, comunque quello che ha cominciato a dare una forte notorietà, è Barton Fink, è successo a Hollywood, grande film, inquietante anche. Poi Fargo, che vinse l'Oscar. E infine Tom Sizemore, che ha detto, è morto l'anno scorso, ha detto non sono così pazzo come la gente crede, forse vuol dire lo sono di più, ma comunque è stato interprete in film che fecero parlare molto di sé in quegli anni: Assassini nati, Natural Born Killers di Oliver Stone, e poi Strange Day, film di Catherine Bigelow, film di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. Adesso andiamo ai rilevamenti demoscopici, o per meglio dirla, perché altrimenti deludo qualcuno, i sondaggetti. Andiamo qui, i sondaggetti. Allora, solo un attimo. Zac, vediamo se la tecnologia mi arride. Perfetto, andiamo subito. Vieni qua, tu non scappar via. E questi microfoni di oggi non sono più quelli di una volta. Allora, dunque, questo è un Istat, dato Istat, fiducia dei consumatori e delle imprese, novembre 2024, l'indice del clima di fiducia dei consumatori
e l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in diminuzione, da 97,4 a 96,6 quello dei consumatori, da 93,4 a 93,1 quello delle imprese. Chiudiamo. E adesso no, c'è un altro dato Istat. Prezzi alla produzione dell'industria delle costruzioni a ottobre 2024. I prezzi dell'industria crescono dello 0,7% rispetto al mese precedente e fluttuano del 2,8% rispetto all'anno precedente, meno 2% di settembre. E chiudo. Adesso andiamo nei sondaggiati veri e propri. Istituto Piepoli. Allora, acquirente TV 2000 riguarda, la domanda è la percezione dello sciopero. Oh, proprio lupus in fabula, dicevano i latini. CGIL Will, CISL no, hanno indetto uno sciopero generale per chiedere il cambiamento della legge di bilancio. Quanto è d'accordo con questo sciopero? Allora, incredibile, 54%, incredibile, i nostri convincimenti, comunque i rilevamenti demoscopici, i sondaggiati, non sono le tavole della legge, di solito appunto li leggo tutti, proprio perché poi uno fa una sintesi. Questo riporta che il 54% è d'accordo, mentre il 36% non è d'accordo, senza opinione l'11%. La mia percezione è diversa, ma questo è una voce anche. Devono stare un po' attenti a fare i furbi, no? I sondaggisti, perché devono riportare anche, devono essere credibili. I sindacati quanto rappresentano i lavoratori in questo momento? 34% molto abbastanza, 61%, quindi più del doppio, pensa poco per nulla. E anche qui ci sarebbe da riflettere. Le ragioni dei lavoratori vengono riconosciute, ma evidentemente i sindacati non le sanno rappresentare, perché quelle stesse persone che dicono che lo sciopero è giusto, invece dicono che i sindacati sono sbagliati. 2/3 pensano. Chiudiamo. E abbiamo l'ultimo sondaggetto. Questo è la percezione, la fiducia in Conte e Grillo nell'elettorato 5 Stelle. Allora, questo è ancora sui sindacati. Dunque, la fiducia degli elettori dei 5 Stelle in Giuseppe Conte e Beppe Grillo. 83% ha fiducia in Giuseppe Conte e invece solo il 14% ha fiducia in Giuseppe Grillo. Ecco, allora possiamo concludere. Vediamo. Avete ancora un paio di minuti se volete telefonare. Oggi Red Friday, Falce e Carrello, che era il titolo di un libro che fece molto parlare di sé, di Bernardo Caprotti. Quel libro vendette molto, ma ci furono sindacati altro, perché lo sapete, l'Esselunga all'interno ha anche l'edicola dove si vendono giornali, naturalmente anche libri, e allora dissero no, ma perché era all'interno, insomma, misero in discussione anche quello. Gian da Brescia, il ricordo dalla Francia, solo il latte e il vino padani buttati in mare, ahimè. Gian, io però ricordo questo, che allora stiamo parlando degli anni 70, quando la vinificazione era assolutamente ai primordi, no? Tant'è che poi nell'84 si esplose lo scandalo del metanolo. Allora io mi ricordo che, a parte certi sciovinismi italiani tricolore, lo dissero qualcuno lo disse in Italia: guardate che gli stiamo mandando il vino meridionale, che non è buono per fare l'uva meridionale, l'uva e il vino meridionale, che non sono buoni perché hanno una gradazione troppo alta, che loro poi usano per mescolarli con il loro vino.
e questo rovina la qualità del vino francese, quello del Midi Français. Io me la ricordo così. Poi mi sembra di ricordarla giusta, ma poi non, insomma, sono passati 2 o 3 giorni da quella volta. Sto parlando degli anni 70. 14.01, pausa, e poi tra 5 minuti con Simona Bordonali per parlare del decreto flussi. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Qui Parlamento. Qui Parlamento, Radio Libertà con Simona Bordonali, che è segretario della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio, per parlare con lei del decreto flussi, un momento direi strategico per quanto riguarda l'immigrazione in Italia, credo di poter dire, perché molte cose sono state perse di vista dalla legge Bossi-Fini del 2001, la consulta intervenne, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso questo decreto sta cercando di sistemare le cose. Intanto benvenuta e grazie per essere qui a Simona Bordonali. Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito e per darmi l'opportunità di raccontare agli ascoltatori di Radio Libertà, che saluto, raccontare quello che la Lega e questo governo sta facendo a Roma per risolvere i problemi che purtroppo abbiamo ereditato da anni di governi di sinistra che proprio sul tema dell'immigrazione hanno fatto poco e molto male. Ecco, allora prego, cominciamo. Intanto mi sembra che questo decreto 151.000 quote d'ingresso ritorna a quello che era il cuore, che era il cambiamento della legge Bossi-Fini, cioè collegare l'immigrazione al lavoro. Mi sembra che sembrerebbe, mi permette Bordonali, una cosa così di buonsenso, così normale, però come ha ricordato giustamente lei, anni e anni di governi che si sono voltati dall'altra parte ci hanno portato a questa situazione. Io non so, si può partire da lì, ma le lascio la parola, scelga lei qual è il punto più esemplare dal quale partire per parlare di questo importante decreto. Ma guardi, in questo decreto ci sono tanti punti, ma soprattutto va detto che noi da quando siamo al governo, sotto la spinta della Lega, e tengo a ribadirlo, vogliamo tornare a quelli che erano i decreti Salvini, quelli che di fatto hanno bloccato, i numeri lo confermano, l'immigrazione all'interno del nostro territorio. Questo decreto è un decreto che deve intervenire sulla Bossi-Fini, indicando il numero di ingressi di coloro che possono arrivare qua solo se hanno un contratto di lavoro. Però non siamo intervenuti solo sui numeri, siamo intervenuti anche mettendo dei paletti e delle norme ben più chiare e dei controlli soprattutto su quelli che arrivano regolarmente attraverso il decreto flussi. Perché lei l'ha detto bene, chi viene qua deve avere un lavoro. Peccato che nel decreto flussi del 2023 contestualmente è stato istituito un tavolo tecnico per monitorare l'applicazione di questo decreto e vedere se quelli che sono arrivati nel corso degli anni passati effettivamente venivano qua con un contratto di lavoro. Ecco, ci si è resi conto, dopo aver istituito questo tavolo, che molte regioni, fra tutte la Campania, c'era un numero di domande e di nulla osta al lavoro per extracomunitari durante i click day totalmente sproporzionato rispetto al numero poi dei potenziali datori di lavoro, che fossero singoli o imprese. Vi do un dato. Sui permessi di lavoro stagionale, cioè per il lavoro in campo agricolo, turistico, alberghiero, nel 2023 su un totale di 282.000 domande, solo 157.000 arrivavano dalla Campania, mentre 20.000 arrivavano dalla Puglia. Però va fatto presente che nel settore agricolo
la Puglia circa il 12% delle imprese agricole italiane e la Campania solo il 6%. Quindi in alcuni territori il numero delle richieste è enorme rispetto alla capacità di assorbimento del tessuto produttivo locale e poi soprattutto c'era uno scarto importante tra chi entrava per finalità di lavoro e poi i reali contratti di lavoro. Quindi questo cosa ci ha portato a fare? Sì, garantiamo un numero di ingressi come ce lo chiedono le imprese, come ce lo chiedono le associazioni di categoria, perché c'è la necessità di una forza lavoro, però dobbiamo essere certi che chi entra qua effettivamente, che chi entra grazie a questo decreto flussi, grazie alla possibilità di venire con un contratto, effettivamente quel contratto ce l'abbia, altrimenti cosa succede? Anche questa immigrazione diventa irregolare e si va a sommare a già il numero elevatissimo di chi entra nel nostro paese irregolarmente. E quindi questo è un primo principio che abbiamo inserito all'interno del decreto flussi. Ma sul decreto flussi siamo andati a intervenire anche sugli arrivi degli irregolari e abbiamo posto dei paletti anche in tal senso. Ad esempio abbiamo previsto, ed è uno di quegli emendamenti sul quale la sinistra, sia il PD che i 5 Stelle hanno creato le barricate, abbiamo dato la possibilità alle forze di polizia presenti quando vengono fatti i controlli con gli sbarchi o che arriva irregolarmente nel nostro paese, abbiamo dato la possibilità di poter esaminare per coloro che non forniscono i documenti e quindi non forniscono le loro generalità, abbiamo dato la possibilità di controllare cellulari, tablet. Noi vediamo dalle immagini che chi arriva sul nostro territorio ha sempre con sé un cellulare. Ecco, se tu arrivi sul nostro territorio, non ci dici chi sei, oggi, grazie a questo decreto, c'è la possibilità di prendere il cellulare, di esaminarlo per verificare da dove arrivi, chi sei e verificare se sei o non sei un pericolo per il nostro paese. Io l'ho detto chiaramente durante il mio intervento in aula, quando ognuno di noi è in giro per la città, per le nostre strade o è alla guida di una macchina e viene fermato dalle forze di polizia, che sia la polizia locale o la polizia di Stato, presenta il proprio documento, si rende disponibile a essere riconosciuto dalle proprie generalità. Non capisco perché chi viene irregolarmente nel nostro paese non debba dare le proprie generalità e la sinistra si indigni se prendiamo il cellulare per capire chi abbiamo di fronte, perché dice che violiamo la sua privacy. Ecco, grazie a questo decreto invece interveniamo anche su questo. Poi grazie ad un emendamento della Lega, e anche questo, guardi, durante l'esame in commissione siamo stati tacciati di essere, come al solito, razzisti, disumani, disgustosi, ci hanno addirittura detto i colleghi dell'opposizione. Perché? Perché la Lega ha presentato un emendamento dove prevediamo che i ricongiungimenti familiari si ottengano dopo un anno, oggi sono dopo un anno, noi prevediamo che il ricongiungimento familiare sia dopo la permanenza continuativa di chi lo chiede dopo 2 anni, quindi abbiamo raddoppiato il periodo. E poi abbiamo inserito che per chiedere il ricongiungimento familiare si richiede come ulteriore requisito la verifica dell'idoneità dell'alloggio igienico-sanitario. Anche in questo caso l'opposizione ci ha detto che noi siamo crudeli perché non permettiamo alle famiglie di ricongiungersi, e noi abbiamo ribadito invece che era una norma necessaria, perché generalmente chi arriva sul nostro territorio sia legalmente sia illegalmente chiede poi subito il ricongiungimento quando non è ancora integrato, quando spesso non ha nemmeno
un appartamento in grado di accogliere la propria famiglia, e quindi è questo crudele. È crudele far venire qua bambini, donne, nella maggior parte dei casi, e non garantire loro una vera integrazione. Crudele nei confronti di chi facciamo arrivare, ma inumano anche nei confronti delle nostre comunità, che devono accogliere persone che non si integreranno, e contro anche i nostri amministratori, i nostri sindaci, che hanno la certezza che un domani chi arriva sul nostro territorio per i ricongiungimenti, se non si è lavorato ad una seria integrazione, diventeranno un ulteriore costo sociale per le nostre comunità che devono già sostenere costi sociali elevati per i nostri cittadini. Io potrei andare avanti a parlare per ore Sì, di questo decreto, di quello che abbiamo inserito. Mi interrompa lei se vuole farmi delle domande. C'era anche il mi punto sto di paesi. dilungando troppo. No, assolutamente, anche perché io sono particolarmente contento perché lei ha anche una lunga esperienza come assessore, è molto giovane, ma ha esperienza come assessore regionale, cioè ha affrontato proprio sul territorio il problema dell'immigrazione. Una curiosità mia, qual è l'ostacolo maggiore che impedisce di avere, ho detto prima, il buonsenso, la ragionevolezza nella gestione dell'immigrazione? Il fattore ideologico o il fatto che il fattore ideologico viene adoperato per coprire grossi interessi? Perché non c'è dubbio che insomma, lo dissero a Roma nelle intercettazioni, gli immigrati rendono più della droga. Sì, è da un lato un fattore ideologico, ma un fattore ideologico collegato a tutti gli interessi legati a quello che vuol dire immigrazione incontrollata oggi. Basti pensare che il traffico degli esseri umani, il traffico degli immigrati oggi è la seconda fonte di finanziamento per la criminalità organizzata. Ha superato addirittura il giro d'affari delle armi ed ha eguagliato il giro d'affari che riguarda la droga. Si parla di un giro d'affari che va dai 4 ai 6 miliardi, quindi un interesse veramente importante per quanto riguarda la criminalità organizzata. Ma un interesse, e io lo dico sempre molto serenamente, non mi sono mai arrivate querele, quindi ci azzecco anche su questo. Un interesse anche da parte di quelle associazioni, di parte di quelle cooperative, da parte di chi oggi guadagna sul business dell'immigrazione attraverso l'accoglienza. Oggi accogliere immigrati sul nostro territorio è diventato un business. Le faccio un esempio che ho verificato anche recentemente, perché poi io verifico sul territorio a fianco dei sindaci quali sono i reali concreti problemi. Un imprenditore del mio territorio bresciano cosa fa? Acquista molto frequentemente degli immobili all'asta, quindi a dei prezzi molto bassi, li ristruttura in qualche modo rendendoli più o meno operativi e poi, indipendentemente da dove questi immobili siano, indipendentemente da quanti possano accogliere, ecco, comincia a inserire immigrati senza rispetto dell'immigrato da un lato e senza rispetto dei territori. Ultimo esempio che fortunatamente non è ancora partito e stiamo facendo di tutto per bloccarlo. In una piccola frazione di un comune della Bassa, che è San Paolo, in una piccola frazione di 300 abitanti, questo edificio nel quale vorrebbe inserire almeno una quarantina all'inizio di immigrati. Tra l'altro è una frazione che ha già problemi grossi con l'immigrazione. Ecco, questi sono i problemi reali, concreti. C'è chi ci guadagna a livello mondiale con il traffico degli esseri umani e c'è chi ci guadagna anche a livello locale. E poi mi consenta, l'ho ribadito anche in aula, una parte della magistratura politicizzata, una parte della magistratura
che ormai è intrisa di corporativismo ed è mossa da ideologia che lede tutta la magistratura, che io non faccio di un'erba un fascio, però c'è questa parte della magistratura rossa che continua con le proprie sentenze a intralciare questo percorso che io ritengo che sia sicuramente un percorso positivo che sta portando avanti questo governo. E anche questa, non ero ancora arrivata alla parte importante di questo decreto, che ha assorbito un decreto che era partito al Senato, ma con un emendamento al decreto flussi è arrivato ad essere approvato anche prima del tempo, che è il decreto dei paesi sicuri, ovvero noi per risolvere il problema che c'era stato indicato, per cui non si poteva attraverso un DPCM, ma serviva una norma di rango primario, quindi approvata dal Parlamento, serviva per appunto inserire i paesi sicuri. Abbiamo fatto l'elenco dei paesi sicuri inserendo Egitto e Bangladesh, che erano i due paesi che c'erano contestati. Però io invito anche chi ci ascolta a casa ad andare a vedere chi sono quei giudici che ci contestano le norme fatte da questo governo, che non le applicano. Sono giudici che, guarda caso, faccio nomi e cognomi perché sono scritti anche sui giornali. Faccio l'esempio di Silvia Albano, quella che appunto ha fatto la prima sentenza sui paesi sicuri. Silvia Albano chi è? Silvia Albano, guarda caso, è presidente di Magistratura Democratica. Ma dirò di più, c'è un articolo del Codice di Procedura Penale, che è l'articolo 37, che prevede che il giudice nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza non possa manifestare indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Vi invito a vedere le notizie di stampa riguardanti Silvia Albano. Silvia Albano era già uscita con un'intervista a Repubblica dicendo che con l'accordo fatto dalla Meloni con Tirana aveva detto, leggo testualmente da articoli di stampa: immagino che ci sarà una pioggia di ricorsi su cui dovremo pronunciarci e se non ci sarà una legge di ratifica che definisce le deroghe al quadro normativo nazionale previste da questo protocollo, non potremo che prenderne atto. Aveva dichiarato questo ancora il 10 dicembre del passato anno. Ma poi era andata avanti perché aveva continuato anche prima della sua sentenza a esprimersi contrariamente alla lista dei paesi sicuri che era stata approvata con un DPCM. Ecco, noi abbiamo questo grosso problema, questo governo che è un governo che sta andando avanti a realizzare quel programma per il quale noi abbiamo avuto il mandato elettorale. Lo stiamo realizzando sull'immigrazione, lo stiamo realizzando sulle riforme, sull'autonomia, ad esempio, ma come stiamo vedendo e anche sull'autonomia l'abbiamo visto, purtroppo c'è parte della magistratura che è una magistratura, si scandalizzano quando il ministro Salvini, il nostro segretario federale, dice che è una magistratura comunista, però di fatto è una magistratura che accoglie, è una magistratura che sembra mossa appunto da un'ideologia di sinistra. Ecco, purtroppo il nostro percorso legittimato, ribadisco, dal voto popolare trova questi grandi ostacoli. Ma noi non molliamo, io voglio rassicurare chi ci ascolta da casa. Questo decreto è stato approvato, gli emendamenti della Lega sono stati accolti e anche su questo e anche sull'autonomia e anche su tutto quello
che abbiamo continuato a ribadire e quello che è previsto all'interno del nostro programma elettorale. Abbiamo ancora poco più di 2 anni e mezzo, continueremo per la nostra strada nonostante tutti gli ostacoli a realizzarlo. Il numero degli sbarchi è diminuito notevolmente, il numero dei rimpatri è aumentato notevolmente e quindi continuiamo su questa strada perché penso che sia la strada giusta, sia la strada che ci dà ragione, e penso che anche i cittadini si stanno accorgendo di chi negli anni passati ha solo parlato e di chi invece le cose li sta realizzando concretamente e seriamente. Certamente, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, abbiamo penso che non finisce qui perché dovremmo sentire assolutamente ancora Simona Bordonali su un tema così importante e avete sentito la sua preparazione sull'argomento, quindi è molto utile anche per tutti noi e per tutti coloro che ascoltano Radio Libertà. Intanto fatemi ringraziare Simona Bordonali e a risentirci presto. Io ringrazio lei, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e siccome il 9 porteremo in aula finalmente la separazione delle carriere e quindi la prima importante riforma della magistratura, magari ci sentiremo dopo l'approdo in aula e dopo la fine del lungo esame in commissione, perché è un'altra promessa che andiamo a mantenere con i nostri lettori. Siamo sempre a disposizione, grazie ancora. Grazie. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, intanto prepara, cioè Luca ormai comanda lui, Luca da Brescia, una risposta musicale al rumore di fondo emesso da certi sindacalisti. Questa canzone, questa la conosco, è roba buona, ma di Luca mi fido ciecamente. I Blink 182, I wanna fuck a dog in the ass, che è una frase un po'... la teniamo questa però alla fine, magari cerco di, quando alla fine della trasmissione alle 3, alle 14:30, quindi tra un minuto, mettiamo ancora un brano della colonna sonora di Strange Days. Ormai Luca, chiudiamo con le tue richieste. La Sun Viking si ferma a Brindisi, la nave con 48 migranti non arriverà a Ravenna. Quanti ne stanno arrivando ancora con quello che succede nelle nostre città ormai ridotte come nelle banlieue di Parigi e del resto della Francia? Questo è un altro messaggio. Velocemente passiamo a Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, e potete fare molte cose da questo sito. Intanto la firma hashtag io sto con Salvini, lo sapete, difendere i propri confini non è reato, difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce. Poi abbiamo la possibilità del Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms, il calendario delle feste della Lega, siamo ormai in fine settimana, e poi iscriversi alla Lega è facile, 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti. Poi dati richiesti, codice fiscale, quindi vi verrà recapitato alla Maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaci alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premi è il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 sono soldi che ormai lo Stato se li tiene lui, però almeno possiamo dirgli dove spenderli, e in questo caso, questa è la redazione della Lega, noi col cuor contento vi indichiamo proprio il D43 che è il 2 per 1000 per la Lega. Nella tua
dichiarazione dei redditi, scrivi D43, non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 come la pizza 4 stagioni che ci mangeremo tutti questa sera, 3 il numero perfetto. Abbiamo le apparizioni a radio televisive degli esponenti della Lega, vediamo se riusciamo a darvele tutte. 17:15 economia, Sky TG24 con Alberto Bagnai. Poi abbiamo sempre questa sera alle 23 Aria Pulita di Sera Telecity con il presidente del gruppo parlamentare Riccardo Molinari a Montecitorio. Poi alle 23:30 Tango Rai 2 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Domani ora Ante Lucana per chi vi parla nel cuore della notte alle 7:05 del mattino, 7 giorni Rai 1 con la parlamentare Elisa Montemagni. Sempre domani alle 9 Massimo Garavaglia Agorà Rai 3. No alle 9, alle 8 chiedo scusa, sempre ora Ante Lucana. E poi 7:45 Durigon Radio Anch'io Rai Radio 1 sempre no scusate, come l'ho detto, è venerdì oggi, vi ho dato appuntamenti, basta, l'ultimo è Massimo Garavaglia alle 8 di domani mattina. Pausa. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Di nuovo in diretta a Radio Libertà, lasciamo Tricky e questo brano che faceva parte della colonna sonora di Strange Day, il film di Catherine Bigelow, che poi vinse però anni dopo l'Oscar, prima donna a vincere l'Oscar, prima donna a vincere l'Oscar per la regia. Un film che alcuni trovarono disturbante, un film comunque che per l'epoca, diciamo, è stato sicuramente, a me era piaciuto, insomma, e c'era questa colonna sonora molto diciamo in linea coi tempi non proprio dell'avanguardia, comunque musica che cercava di essere anche sofisticata. E andiamo adesso a Parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. Ve l'ho anche detto, Patrizia si mette a vostra disposizione. Se avete il libro nel cassetto potete inviarlo per via cartacea, fisica, a via Andrea Verga 20144 Milano, via Andrea Verga numero 4, Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione, oppure in PDF formato per email, press 2, scritto press 2 numero @ardèchecomunicazione.com. E oggi andiamo a parlare dello sguardo della chimera, un'indagine del commissario Lorenzi. Meraviglia Editore, collana nero-giallo, 18 euro, 256 pagine, lo trovate nelle librerie e online. È l'ottavo appuntamento con Matteo Lorenzi, quindi un personaggio che sta riscontrando grande successo presso il suo pubblico, il pubblico dei suoi lettori, grazie al suo autore Gino Marchitelli, che credo sia in linea, sia già in linea telefonica con noi. Gino, se mi senti, bentornato ai microfoni della nostra radio. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, un saluto a te, alla radio e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sono in linea. Perfetto. Allora, intanto io da anni conduco questa trasmissione, ma sono sempre colpito quando vedo il successo seriale, che poi significa, cioè, seriale rischia di essere un termine che sminuisce. Non è vero, perché Meg Ray, per esempio, era un personaggio seriale ed era un gigante, Sherlock Holmes, eccetera. Allora, colpisce perché è facile seguire una serie televisiva, no? Anzi, adesso te le scarichi, poi con PayPlay, eccetera, quello che è, te ne puoi vedere 3-4 episodi al colpo, eccetera. Invece continuare a affezionarsi, seguire il romanzo, il libro. Mi interessava partire da qui il rapporto con i tuoi lettori, che sono così affezionati a Matteo Lorenzi. Ma devo dire che anche oggi rappresenta una sorpresa continua per me, perché essendo arrivato alla scrittura per modo del tutto casuale nel 2012, con il primo libro di Lorenzi, Morte nel Trullo, ambientato tra Lambrate, Napoli e il Salento, e mi sono anch'io meravigliato, nel senso che la gente ha cominciato a apprezzare queste storie, questo personaggio, la sua compagna giornalista di Radio Popolare Cristina, e nel tempo questa cosa è cresciuta fino sicuramente a non rendermi uno di quegli autori, come si dice, no, da televisione, conosciuto ovunque, ma sicuramente con un buon seguito e che si conferma ogni anno, cioè ogni volta che esce un libro la cosa non solo mantiene quello che l'obiettivo al quale si era raggiunto, i risultati, ma aumenta, e questa cosa qui mi lascia molto, molto piacevolmente colpito. Devo dire che io però sono anche un autore che incontra le persone, mi ci fermo al bar, mi vengono a trovare a Garabombo, andiamo a mangiare in pizzeria, cioè ho una storia di essere una persona molto disponibile, e questa cosa qui dai lettori viene davvero molto apprezzata. Sicuramente, che perché poi emerge dalle tue pagine scritte. Tra le altre hai avuto anche molte recensioni positive. Io ho letto quella di Mario Pucciarelli su Repubblica, che è un critico di Repubblica e Micromega. Parla di un noir che trasuda vita, cronaca e politica, un mondo alla rovescia.
E qui andiamo anche a questo titolo, Lo sguardo della chimera, che evoca qualcosa anche di misterioso. Non ti chiedo ovviamente di spoilerare assolutamente nulla. Intanto la critica di Pucciarelli penso che ti sia gradita, e poi 2 parole però, no? Lo sguardo della chimera mi intriga molto, se devo essere sincero. Ma quel libro lì ha una gestazione particolare, perché io, lavorando tanti anni nei cantieri edili e facendo impiantistica elettrica e elettronica, come tante realtà sono cresciuto gradualmente fino a occuparmi di impianti piuttosto corposi, cioè tanto solo per fare un esempio, uno per tutti, un condominio a Melegnano di 8 scale per 7 piani, 200 rotti appartamenti. E man mano che passavo dal lavoro piccolo artigianale con i privati all'impresa edile piccolina, poi la media, poi la grande, ho sbattuto il naso contro la presenza massiccia della malavita organizzata, quindi diciamo così della mafia nell'edilizia, non solo la mafia classica e quindi le organizzazioni criminali, ma anche le metodologie mafiose di comportamento di molte realtà imprese nell'edilizia. E con questo libro qui, Lo sguardo della chimera, non ce la facevo più a vedere le cose, l'ho voluto raccontare attraverso la vicenda di 2 muratori che combattono in maniera differente o subiscono queste presenze di malavita organizzata. E quindi Lo sguardo della chimera perché? Perché andando a Bobbio, un paesino in provincia di Piacenza, sono finito casualmente in una chiesa dove c'è un mosaico medievale conservato in maniera perfetta a pavimento, dove c'è la chimera, questo mostro a 3 teste, quindi un animale che però si cambia a seconda, no, della situazione, può avere la testa di serpente, di capra, di leone, così come la malavita organizzata può mimetizzarsi e cambiare aspetto. E quindi mi ha talmente colpito quella roba lì che è diventato un elemento che non spieghiamo di tanto, ma centrale nella trama del libro. Quindi Lo sguardo della chimera rappresenta i diversi vestiti, da quelli più bonari a quelli più violenti, che le organizzazioni criminali hanno nel mondo dell'edilizia. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa ho trasmesso uno straccio del film Chiara Rosi, Le mani sulla città, del 63 se non sbaglio, quindi parte da lontano ed è ancora molto purtroppo reale queste speculazioni che poi si giocano soprattutto sulle parti più indifese della popolazione. Stavo pensando a questo successo, stavo pensando a quello che ha scritto Pucciarelli, Noir che trasuda vita, cronaca politica, stavo pensando alla tua biografia personale, impegno politico, hai detto anche sei arrivato quasi casualmente alla scrittura, continui ad avere molte esperienze, e la testimonianza, 8º appuntamento appunto con Matteo Renzi, che il noir non è più un genere, il noir, il thriller non si può più classificarlo, diciamo, con l'etichetta di genere, ma diventa ormai un romanzo vero e proprio, perché il noir per funzionare e funziona quando ci si mettono, come fai tu, molte porzioni di vita reale, politica. C'è la storia d'amore di Lorenzi con la giornalista di Radio Popolare che è complicata. Quale storia d'amore non è complicata? Perché se non fosse complicata non sarebbe bellissimo la storia d'amore. Questo parere mio che mi permetto. Ma poi vuol dire, poi la cronaca nera, l'edilizia, la speculazione, la politica, cioè chi credo che ormai chi legge i tuoi romanzi, ma anche di altri autori, insomma, di successo come te, ritrovino molto questo. Non sono più i lettori di giallo di una volta, ma sono lettori che ritrovano la vita vera raccontata, se posso dirlo, Gino, i giornali sono scritti sempre peggio, quindi c'è bisogno che ci raccontino la vita reale senza seguire la cronaca, ma la realtà sì, sono 2 cose separate, con la bravura di uno scrittore. Mi sono fatto questa idea qua, volevo capire cosa ne pensi tu.
Sì, beh, diciamo che da un po' di anni in Italia c'è una sezione di autori, dai più famosi ai medi o qualche esordiente, che riporta, attraverso la scusa del delitto, dell'investigazione, apre una finestra e introduce una lente di ingrandimento sui temi sociali più difficili o più scottanti della nostra vita di adesso. E io dico purtroppo, per fortuna dal punto di vista letterario, purtroppo dal punto di vista sociale, molti autori, me compreso, sono diventati un po' coloro che usano il megafono e raccontano dal punto di vista della cronaca, delle difficoltà della vita di tutti i giorni, dei temi più scottanti, dal femminicidio alla pedofilia, ai cantieri, ai morti sul lavoro, eccetera. Sono diventati un po' quello che una volta erano i giornalisti d'inchiesta. È un peccato che il giornalismo abbia perso questa struttura e questo compito, però per fortuna appunto che ci sono degli autori che lo fanno. Poi sono storie declinate in diversi gradi di racconto e di profondità. Io che vengo da una storia personale dove non mi tiro indietro mai, devo dirti e dire agli ascoltatori che dopo l'uscita di quel libro, che esce come Chimera prima e poi come Lo sguardo della Chimera rieditato in nuova edizione, tutte le imprese edili con le quali lavoravo mi hanno chiuso i contratti e io non ho più potuto lavorare con la media alta imprese edili, perché mi avevano proprio detto: tu vai a raccontare cose che non si dicono neanche in tribunale e adesso la paghi. E in effetti, per chi avrà voglia di leggere quel libro lì, scoprirà come fanno le imprese edili malavitose a fare una montagna di soldi in nero, e prendendo per la gola quelli che comprano le case nuove, non dico altro. Ecco, vedi, mi fa piacere, insomma, perché vedi, lo sai meglio di me, Gino, lo dico così, stiamo chiacchierando anche un po'. Un giornalista probabilmente non troverebbe, che avesse il coraggio di fare quello che hai fatto tu nel libro, comunque non troverebbe un editore. Te hanno tagliato i contratti addirittura, ma un giornalista troverebbe o il caporedattore o il direttore o comunque l'editore che gli direbbe: guarda che questa cosa non la possiamo mettere in pagina. Mentre tu, che hai il tuo pubblico che diventa sempre più vasto e probabilmente diventa sempre più vasto perché trova la realtà nei tuoi libri, hai poi, secondo me, grazie alla tua bravura, avere il potere della bravura, col quale mi sembra ti stai conquistando la libertà di esprimerti. Non è facile, non dovrebbe essere così, l'informazione dovrebbe essere meno, diciamo, oppressa, però teniamo tutti famiglia, no? Diceva quello. E quindi purtroppo quello che hai detto, ma proprio addirittura, insomma, se quello che hai testimoniato tu direttamente è successo a te, un giornalista non arriva neanche a pubblicarlo. Tu invece ti devono, tra virgolette, pubblicare perché vendi libri, la gente vuole leggere i tuoi libri e questo ottiene più effetti positivi, mi sembra un circolo virtuoso. Gino, allora io direi che se non c'è altro da aggiungere possiamo... il nono arriva? È pronto? Arriverà? Scusa, non ho capito. Il nono appuntamento arriverà? È pronto? Prima c'è, siccome c'è un personaggio derivato che è l'aiutante, il consulente di Lorenzi quando tocco storie che hanno a che fare con vecchie faccende della seconda guerra mondiale dimenticate, che è il professor Palermo. È uscito giovedì scorso il nuovo libro, la nuova indagine con Palermo, che si intitola Lago Nero, che non ti dico che razza di storia viene fuori, e Lorenzi tornerà, penso nel 2025, verso l'autunno, con la nona indagine. Vedremo che tema sociale andrò a toccare. Adesso sono ovviamente tutto concentrato sull'uscita di Lago Nero, che in 6 giorni ha già venduto una quantità di copie per essere un piccolo autore che è assolutamente straordinaria, per cui così sono contento e spero di continuare a fare la mia operazione di lente di ingrandimento sui temi sociali anche con Lago Nero.
Tanto piccolo non direi, perché quando si arriva all'ottavo eccetera, poi i criteri piccolezza e grandezza sono francamente aleatori eccetera. Certo, sempre meglio essere umili, per carità, però sinceramente quando vedo certe cifre, certi successi, sicuramente, allora intanto sei sicuramente un autore di successo, ma non ha importanza, però ma il successo è importante in questo caso perché abbiamo fatto capire agli ascoltatori i temi che tu tratti e quanto importanti siano. Noi siamo magari più avanti, faremo in tempo anche a parlare di Lago Nero e del professor Palermo. Intanto io ti saluto, ti ringrazio, ricordo ancora Lo sguardo della chimera, un'indagine del commissario Lorenzi, Meraviglia Editore, collana nero-giallo, 18 euro, 256 le pagine, lo trovate nelle librerie e online. E invece Gino Marchitello lo trovate dappertutto, l'avete sentito, lui ama incontrarsi anche con i suoi lettori e ama anche parlare qui a Radio Libertà, cosa di cui gli sono personalmente molto grato, è stato un vero piacere e spero che presto torneremo ad ascoltarti, Gino. Grazie ancora. Va bene, io ti ringrazio, proprio 2 secondi per dire che tutto il mese di dicembre, se qualcuno ha piacere di incontrarmi, mi trova 8 ore al giorno al tendone del mercato ecosolidale di Garabombo e in piazza Pagano a Milano, metropolitana linea rossa, e sono lì tutto il mese, e quindi se uno vuole farsi un giro avrà modo sicuramente di farsi 2 chiacchiere. Bene. Grazie ancora, allora, avete sentito. Grazie a Gino Marchitelli. Grazie a voi, arrivederci e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e a voi. Andiamo alla conclusione. Allora, ci sono ancora, vediamo, messaggi. Vediamo se leggi questi miei messaggi. Salvini va sostenuto, non è lui che deve andare via, sono quei comunisti nemici in patria che dovrebbero essere imbarcati e mandati in Albania a far compagnia a stranieri irregolari clandestini arrestati in galera, già con una sfilza di reati, perché non avrei dovuto leggerlo. Anche grosso modo le cose non sono così semplici, adesso non è firmato, comunque le cose non sono così, quindi non so adesso se darti del tu, da lei, quello che è, non ha importanza, le cose non sono così semplici, però diciamo nel sentire le cose io non ho nulla da dire su quello che è scritto, caro ascoltatore e ascoltatrice, perché di sì, perché comincio anche a essere stanco di tanta falsità, ipocrisia, poi scopri ideologia, bisogna accogliere, volersi bene, bla bla, e poi alla fine skei, soldi, svanzi, eccetera, eccetera. Turetta, la famiglia di Giulia Cecchettin l'ha torturata e emotivamente uccisa, sempre lo stesso ascoltatore che mi riporta questa notizia dal Gazzettino. Ma che giustizia abbiamo ultimamente? Clandestini che accoltellano e terrorizzano nelle nostre città e giudici che li difendono. Non ho nulla da aggiungere purtroppo, magari hai ragione, continuiamo a ripeterlo, perché anche quella storia della magistrata che ricordava Simona Bordonali, quell'intercettazione dove c'è quel magistrato che dice la Meloni è pericolosa perché non è ricattabile, e tu sei un magistrato? Tu sei uno che dovrebbe decidere magari della giustizia? Vabbè. Le sinistre dicono che ci vogliono più forze dell'ordine per fare cosa, se non possono neanche difendersi, anche questo sì, è vero, è la sinistra che non voleva che ci fosse, perché volevano l'identificazione e non volevano riconoscere certi diritti alle forze dell'ordine. Va bene, niente, non c'è altro da aggiungere. Alcol, droga e telefonino in auto, la stretta prima di Natale. Al corteo di Torino scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. Chiudiamo ringraziando Lorenzo il Magnifico sulla tolda di comando in regia tecnica. Vi lascio con il brano i Blink 182, non lo so dire in inglese, chiesto da Luca da Brescia, e ringrazio tutti coloro che anche oggi hanno scelto Radio Libertà. Ciao.